Femminillo, un uomo, nato uomo, ma che si sente donna, che sin da piccolo e per tutta la vita non si riconosce nel sesso che gli è stato assegnato alla nascita, si sente di appartenere a un altro genere, che non è neanche completamente femminile, è qualcosa di diverso, una cosa strana. Io non è che sto qua, io vengo apposta, cioè è tutto scritto, che devo venire qua e fare così. Prova. Pronto? Prova. No, vai. Prova. Lo sentite? Si sente? Bravo, poi. Sin da piccolo mi piaceva giocare con le bambole, indossare gli abiti della mia mamma. Non sapevo che cosa significasse, era la mia natura. Piano piano, poi crescendo, è come se tutti i pezzetti di questo puzzle sono andati al loro posto, come un incastro. Ricordo che ero ancora un bambino, potevo avere 10-11 anni, trovai una parrucca abbandonata, forse un ricordo di un vecchio carnevale. Davanti allo specchio, da solo, nel bagno, la indossai. Improvvisamente, per la prima volta, quel volto che vidi riflesso nello specchio ero io, era la mia vera identità. Quella parrucca diventò una nuvola su cui per la prima volta viaggiare sulle ali della libertà di essere me stessa, di definirmi con desinenza femminile. A Napoli siamo un'istituzione. Nei vicoli, nell'economia dei vicoli, i femminili erano considerati come parte integrante della realtà sociale. Si davano i bambini appena nati perché se ne occupassero, si occupavano delle faccende domestiche, facevano il caffè, cucinavano, attendevano ai servizi a casa. Erano persone accettate nella loro diversità, ma il femminile ha radici molto antiche. Già nella cultura greco-romana il rebis, l'ermafrodito, era colui che aveva i caratteri sia maschili che femminili insieme. Era l'unica persona che conglobava in se stesso tutto l'universo, figlio di Afrodite e di Hermes, della più donna delle donne e della figura più maschile dei maschi. A Napoli siamo i protagonisti nell'antica storia di Napoli partenopea di una serie di riti che sono tutti legati alla fortuna. I bambini appena nati vengono dati al femminillo perché gli porti buona sorte e il femminile è il protagonista della tombola scostumata, la tombola baiassa. La tombola all'epoca, nella Napoli antica, nei quartieri, veniva frequentata soltanto dalle donne e i femminili tiravano i numeri, mentre gli uomini potevano assistere soltanto dietro la porta o alla finestra, e questo si rifà addirittura all'epoca romana perché la riffa era proprio tenuta dalle persone come me, dai femminili. Poi siamo i protagonisti di riti che sono divertentissimi. C'è il matrimonio della Zesa, che si riferisce alla moglie di Pulcinella, che è il matrimonio tra due femminili. È un matrimonio per finta ovviamente, ma è una grande festa popolare dove i femminili, questi due femminili che fanno finta di essere marito e moglie, vestiti uno dei due in abito da sposa, l'altro in ruolo di maschio, passeggiano su una carrozza per le strade della città tra la festa di tutte le persone che poi partecipano a un grande banchetto. Ed erano riti molto antichi con un valore propiziatorio, così come un valore propiziatorio aveva la figliata del femminile. Dopo 9 mesi, davanti alla porta di una chiesa chiusa, uno dei due femminili fa finta di partorire un bambino dietro un velo, mentre la levatrice, un altro femminile, lo aiuta, e anche questo viene accolto poi quando nasce questa bambola di pezza da grandi feste, perché in realtà si cerca di propiziare la nascita, quindi la fecondità, la fertilità, la vita. E poi un'altra cosa che ricordava giustamente la nostra amica è l'aiuto dei femminili. Anche noi abbiamo una Madonna, di solito siamo molto religiosi, una Madonna dedicata a noi, una Madonna un po' più bruttina, la Madonna Schiavona, perché aveva la pelle scura come veniva raffigurata nelle icone. E andiamo a Montevergine, andiamo a fare questo pellegrinaggio, l'aiuto dei femminili da tutte le parti del sud, ci riuniamo, si fanno delle carovane ormai da tempo antico e tuttora, e il 2 febbraio, il giorno della Candelora, andiamo a rendere omaggio a questa Madonna che è la protettrice delle persone come me, perché lei, secondo la leggenda, salvò da morte certa
due femminili, due omosessuali, che furono abbandonati sul Monte Partena, dove sorge questo santuario, perché morissero esclusi dalla città. Che poi nel 2002 un abate, Tarcisio Nazzaro, cacciò i femminili dalla chiesa perché disse che queste sceneggiate dovevano essere eliminate, e da allora è nato il cosiddetto femminile Pride, per cui tutti i femminili vanno con ancora più orgoglio a rendere omaggio alla Madonna Schiavona. E poi noi siamo le regine della musica, la tamorra è tenuta dai femminili che quel ritmo, no? Quel ritmo del tamburo, quel ritmo così semplice che è il battito della vita, che è una musica antichissima, che risale ai primi riti propiziatori della primavera e della natura, del risveglio della natura degli antichi popoli italici. E quindi che cosa siamo noi femminili? Siamo una festa di colore, noi possiamo dire quello che vogliamo, siamo sboccati, irriverenti, comici, ma senza malizia, senza offendere nessuno, perché siamo dei personaggi. Una festa, sì, però una festa senza luci, perché tutta questa esteriorità, questi vestiti sgargianti, questi trucchi, queste parrucche, sono soltanto un'esteriorità, ma poi chi le vede le lacrime la notte da soli sui nostri cuscini? Chi la vede la difficoltà di non essere inquadrati nel genere maschile o femminile, in un mondo che è soltanto binario, è soltanto fatto per maschi e per femmine? Non avere nessun punto di riferimento, essere discriminati perfino dai nostri stessi genitori, delusi da non avere l'agognato figlio maschio che avevano pensato, considerati come fenomeni da baraccone, per farsi una risata, una carnevalata, o da sfruttare anche come meretricio, ma mai come amore, come sentimento. E allora voglio far riflettere a tutte le persone che puntano un dito contro i femminili, come se fossero trasgressori, perversi, pervertiti. Pensate alla solitudine, al dolore, alla mancanza, e forse se ci pensate, anche solo per un attimo, quel dito teso potrà diventare una mano per sollevarci quando cadiamo.